Giallo sulla tragica scoperta avvenuta oggi verso l'ora di pranzo è stato recuperato il corpo di un uomo senza vita in fase avanzata di decomposizione all'interno di un vecchio camper in via Michelangelo a Sossano, parcheggiato nell'area attigua al parco pubblico. In corso gli accertamenti per risalire all'identità. Potrebbe trattarsi di un signore anziano che da qualche tempo veniva visto entrare e uscire dal mezzo in cui viveva. Non essendo stato visto negli ultimi giorni, i vicini hanno allertato le forze dell'ordine, allarmati anche per l'odore nauseabondo che proveniva dal camper. Non vedendolo da qualche giorno è stata allertata la polizia locale appunto che si interessasse e facesse una verifica sul camper che lui usava come base di appoggio e purtroppo è stato fatto il tragico ritrovamento. La salma è a disposizione dell'autorità competente, essendo in stato avanzato di decomposizione. Il decesso potrebbe risalire a diversi giorni fa, in corso le indagini per stabilire le cause del decesso. A recuperare il corpo, oltre alla polizia locale Basso Vicentino che ha transennato l'area, sono intervenuti i vigili del fuoco di Lonigo e i carabinieri.